appunto Ora questa si sera registrerà la conferenza. perché siamo arrivati un po' lunghi, perché i bilanci, non so i presenti, ma so che tante pro loco, visto che c'erano le elezioni, hanno già approvato i bilanci. Siamo arrivati un po' lunghi perché abbiamo dovuto consultare queste linee guida che adesso Paola probabilmente proietterà e che immagino abbiate anche già ricevuto, perché il comitato regionale le ha divulgate a tutte. Effettivamente è stato il lavoro di referenti di tutte e 20 le regioni italiane, e poi un confronto ultimo anche con un consulente nazionale, sì, con lo studio che segue, lo studio Sepio. Eh, perché abbiamo voluto fare queste linee guida? Inizialmente e principalmente perché penso alcuni di voi, l'anno scorso è stato il primo anno che sono stati depositati i bilanci, in particolare i rendiconti di cassa, perché penso che la maggior parte delle pro loco faccia il rendiconto di cassa e non il bilancio ordinario, che non tratteremo questa sera. Hanno poi ricevuto magari da parte del RUNZ alcune richieste di ulteriori spiegazioni e ulteriore documentazione da depositare. Essendo stato il 22 il primo anno, effettivamente c'è stato un po' un rodaggio. Noi abbiamo anche a livello nazionale raccolto un po' tutte le tematiche e abbiamo cercato di effettivamente darvi un supporto operativo e molto snello per la redazione dei bilanci. Dicevo che probabilmente siamo arrivati un po' lunghi perché molti di voi li hanno approvati. Non penso però che nessuno l'abbia o caricato o depositato a RUNZ direttamente o caricato in MyUmpli, essendo un po' il termine il 30 di giugno del 2024. Se a seguito dell'incontro o magari anche di un confronto col vostro consulente o addirittura anche con la segreteria regionale, ci sono delle incongruenze sulla classificazione del rendiconto e che non vanno a incidere sull'avanzo o sulla sostanza, sui totali, diciamo, del rendiconto, a mio modesto parere, anche se magari l'avete presentato in assemblea, non so, con qualche importo sulla sezione B, se non ci andava potete magari rifarlo in maniera più corretta e depositare quello corretto, perché tra virgolette la sostanza non cambia. Queste sono le premesse. Un'altra cosa importante è che c'è molta confusione ancora tra il rendiconto di cassa e l'aspetto fiscale. Il rendiconto di cassa ha delle regole ben chiare, diciamo dal decreto ministeriale che lo ha in qualche maniera approvato, ma che riguarda esclusivamente gli aspetti, chiamiamoli tra virgolette, civilistici, non ha nulla a che fare con il fisco. E mi spiego. Sento spesso dire che nella sezione A sulle attività di interesse generale sono riferite alle attività istituzionali, di conseguenza non hanno rilevanza fiscale. Non è vero. Infatti vedremo sulle sagre, che sono probabilmente le entrate di maggior interesse da parte di tutti. Ovviamente le entrate della somministrazione di alimenti e bevande in occasione delle vostre sagre paesane, i famosi chioschi, effettivamente quello hanno rilevanza fiscale. Come non è vero che tutte le attività diverse nella sezione B sono obbligatoriamente e principalmente o essenzialmente attività commerciali. Questo non è vero. Questo per dire che bisogna scindere le due cose. Un aspetto è l'aspetto fiscale, che per il 24 ancora vige, e poi vedremo se è vero che l'annuncio che ha fatto il vice ministro anzi il sottosegretario, pardon, del Ministero del Lavoro, che ha detto che probabilmente in estate arriverà l'autorizzazione della Commissione europea, di conseguenza dal 2025 le regole fiscali cambieranno, però per il 2024 rimangono le vecchie regole, chi entra 9,8 e non è cambiato nulla da un punto di vista fiscale
per il momento per il 2024. Fatta questa precisazione, secondo me, approfondimento sulla natura di questo intervento, che non ha nulla a che fare con gli aspetti fiscali, passerei velocemente, se Paola puoi condividere lo schermo, a cercare di darvi delle indicazioni operative su come inserire specialmente le entrate. Poi dirò perché queste linee guida riguardano solo le entrate e non le uscite, ma ne faremo un accenno alla fine. Voi vedete che le prime voci sono le sagre paesane, perché effettivamente penso che la stragrande maggioranza delle entrate che effettivamente voi avete sia derivante dalle sagre paesane. Poi ci saranno i contributi, le quote associative, ma che sostanzialmente già di per sé hanno una collocazione ben precisa, poi sono elencate. Sulle sagre bisogna fare una riflessione, o più che sulle sagre, sulle attività che comprendono, come vedete, la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita dei prodotti e anche la pubblicità. Le prime tre voci sono forse quelle più significative, poi le altre sostanzialmente sono abbastanza in linea, perché anche il spettacolo musicale, insomma, sono rievocazioni storiche, o le sfilate carri mascherati sono sempre abbinate a un evento diciamo che riguarda le sagre paesane. Allora, nelle note abbiamo cercato, e io poi le sintetizzo, di indicare le motivazioni per le quali, come vedete, le classifichiamo nella voce A7, che sono proventi da terzi, ma che rientrano nelle attività di interesse generale. Mi spiego. La sagra paesana di solito promuove il territorio sotto forma di promozione di prodotti locali, prodotti del territorio, il territorio stesso, le tradizioni, la cultura, tutte queste componenti che fanno sì, come lo dice la sigla Pro Loco, sia un qualcosa che l'associazione fa a favore del territorio e per il territorio, per far promuovere il proprio territorio. Conseguentemente tutte le manifestazioni, tanto per essere chiari, che sono pluriennali, che sono legate a un prodotto del territorio, non me ne voglia nessuno, ma insomma festa del peperone, festa dei maroni, cioè insomma, e poi ovviamente ognuno ha la sua caratteristica e la sua peculiarità da un punto di vista enogastronomico, effettivamente sono da considerarsi entrate da attività di interesse generale. Faccio degli esempi negativi, passo già anche a illustrare un po' cosa va a finire nella sezione B, attività diverse. Tutte quelle entrate che non hanno nulla a che vedere col territorio. Io faccio un po' l'esempio, non me ne voglia qualcuno, ma ci possono stare perché la norma lo prevede, ma se io faccio la festa di laurea di qualcuno, faccio la festa della comunione di seppur un socio, un associato, quelle mi dispiace, ma non hanno nulla a che vedere con la promozione del territorio. Siccome insomma sappiamo che alcune associazioni si prestano anche a fare questo tipo di avere questo tipo di entrate, perché hanno la struttura, perché hanno le attrezzature e quant'altro, effettivamente queste sono attività diverse che non hanno nulla a che vedere con le attività di interesse generale. La stessa vendita dei prodotti, ma insomma i prodotti tipici, non penso che uno si metta a vendere il Wüster che fanno in Germania o quant'altro, ma la vendita dei prodotti locali effettivamente anche quella senz'altro rientra tra le attività di interesse generale. Sulla pubblicità
vedete che sulle note abbiamo fatto, siccome è emersa una discussione su questo tipo di entrata, che anche questa è un'entrata caratteristica delle Pro Loco, abbiamo cercato di fare una distinzione di questo tipo. Se la pubblicità viene, sembra forma ma poi diventa anche sostanza, viene effettuata su Depliant, su locandine o su manifesti che in qualche maniera reclamizzano o promuovono la sagra paesana, rientrano anche quelle su le attività di interesse generale. Cosa un po' diversa è se questo tipo di pubblicità viene svolta in occasione della manifestazione con l'esposizione nella manifestazione di striscioni, cartelloni o quant'altro. Quella in qualche maniera non rientra tra le attività di interesse generale, ma è una pubblicità fine a se stessa, effettivamente andrebbe anche quella nella sezione B. Ritengo che qui do un suggerimento operativo. Nel momento in cui emettete la fattura, penso che qualsiasi manifestazione sia pubblicizzata con manifesti, anche se non con Depliant o con qualcosa, cercate nella descrizione di non inserire che questa pubblicità avviene con cartellonistica o striscioni all'interno della manifestazione, ma che siano invece collegati proprio alla pubblicità su locandine, Depliant e manifesti. Se poi c'è un'esigenza che effettivamente questa pubblicità, perché uno ha un manifesto, si ha un cartellone all'interno della sagra, ecco, questa diventa anche a nostro parere attività diversa. Perché faccio questa distinzione? Perché voi sapete che se le attività diverse superano il 30% delle entrate complessive o il 66% delle uscite complessive, effettivamente avreste un problema, perché se c'è questa prevalenza o il 30 o il 66% a scelta viene in qualche maniera superato o vengono superate entrambi questi due parametri, effettivamente la Pro Loco è a rischio di esclusione dal RUNZ. Non lo è il primo anno, perché effettivamente se il primo anno, faccio l'esempio del parametro del 30%, la Pro Loco ha altre entrate diverse, pardon, del 35% sul totale delle entrate complessive, l'anno successivo, esempio 2023, arriva al 35%, non viene esclusa automaticamente, a condizione che nell'anno successivo, cioè il 2024, questa percentuale, questo indicatore scenda al di sotto del 25%, cioè vuol dire recupero anche il 5% di eccedenza che ho avuto nell'anno precedente. Voi capite che sì, è oggetto di tanta attenzione, anche perché, e qui mi riallaccio anche a esperienze viste di bilanci, per il concetto che dicevo prima, che essendo le entrate da manifestazioni di somministrazione di alimenti e bevande e vendita di prodotti a natura commerciale, su quello effettivamente siamo tutti d'accordo, automaticamente qualche collega o qualcuno le indicava o le classificava nella sezione B, creando non pochi problemi, perché effettivamente quei due parametri che diceva prima venivano superate. Poi a RUNZ si può anche spiegare che c'è stato un errore di riclassificazione, ma non è simpatico, perché effettivamente arriva la PEC da RUNZ dicendo attenzione che siete un po' a rischio. Passando ad altri esempi che effettivamente possiamo fare, se scorri Paola un po' la classificazione scendendo un pochino, ecco sì, vedete che effettivamente
anche qui abbiamo cercato su questi eventi per terzi, vedete che sono tutti nel B3, oltre all'esempio che facevo prima della somministrazione di alimenti e bevande che non riguarda, sì, qui ovviamente io prima mi sono spinto a fare degli esempi tipo comunioni, cresime e quant'altro, però qui ovviamente non è che l'abbiamo indicato, abbiamo cercato di dire che effettivamente eventi non finalizzati alla, alla, alla promozione e atipicità dei prodotti locali e ovviamente assumono la qualifica di entrate da attività diverse. Poi vedete anche il noleggio di attrezzature e impianti a terzi, che so che spesso e volentieri tra pro loco vi in qualche maniera noleggiate attrezzature e quant'altro, quello ha poco a che fare con la promozione del territorio e andrà classificata anche quella tra le attività diverse. L'altra, sponsorizzazione generiche non legate a specifiche attività di interesse generale, è un po' quello che ripetevamo prima sulla cartellonistica, magari non solo in occasione della sagra. Non so, dico, se uno mette al di fuori della sede la pubblicità di un vostro sponsor, che però non ha nulla a che vedere con la manifestazione o la sagra, utilizzo sempre, effettivamente anche quello va in B3. Qui poi non mi dilungo perché qui lo potete vedere, qui ci sono delle specificità che magari non tutte le pro loco gestiscono, musei, gestiscono ostelli o quant'altro. Effettivamente anche qui, specialmente vedete sulle note con la convenzione, cioè immagino che queste gestioni, non penso che una pro loco sia titolare o proprietaria del museo, ma che lo gestisca magari in convenzione con un ente pubblico o che sia il comune, la provincia o la regione. Ecco, anche tutte queste attività le abbiamo in qualche maniera fatte rientrare sulle attività di interesse generale. Poi vedete gli eventi sportivi, anche qui gli eventi sportivi c'è stata una discussione, per me l'evento sportivo esulava un po' dalle attività di interesse generale, però non so nel nostro caso, ma in altre regioni ci sono pro loco e voi sapete che nel vostro statuto è prevista l'attività sportiva. Effettivamente abbiamo in qualche maniera cercato di dire se l'attività sportiva è legata, e faccio l'esempio, non so, una partita storica, però se organizzate il torneo dei bar, sì, siamo nella seconda ipotesi e rientra, a mio modesto parere, sempre tra le attività diverse. Qui poi ovviamente si è cercato di dare un'indicazione generica, poi qui magari qualcuno effettivamente può anche fare delle domande. Come anche il discorso, vedete, delle gite sociali, abbiamo cercato di indicare quali possono rientrare tra le attività di interesse generale, cioè la prima che può scaturire da un gemellaggio con altre pro loco, con altre associazioni culturali e ricreative, mentre le semplici gite che hanno natura di svago, turistiche, come vedete sono sempre state classificate o connotate all'interno delle attività diverse. La stessa cosa vale anche per i corsi di formazione. Allora, se per esempio qui non abbiamo fatto l'esempio, ma corsi di formazione che riguardano, non so, dico la guida turistica, anche la formazione per la somministrazione di alimenti e bevande, che poi viene fatta da tutto quello che è collegato con l'attività della Pro Loco, rientra sempre anche questa nelle attività di interesse generale, mentre i corsi, qui abbiamo fatto degli esempi di inglese, tecniche di difesa, cioè so che Pro Loco sì, sì, ampliano magari poi anche su suggerimento o richiesta da parte degli enti locali,
In questo caso, come vedete, effettivamente sia che siano fatte a favore dei soci che anche a favore dei non soci, vengono sempre, che dovrebbero essere sempre classificate tra le attività diverse nella sezione B. Se scorri ancora un po', ecco sì, qui andrei molto velocemente, liberalità e donazioni, ovviamente, contributi da privati. Qual è la differenza tra erogazioni liberate e contributi da privati? L'erogazione liberale non ha una finalità, ma è solo a sostegno dell'attività in generale, mentre un contributo che una pro loco dà perché, e poi qui facciamo magari una distinzione, perché deve ristrutturare un monumento, deve riparare la sede, è un contributo, cioè specifico a quello tipo di attività, e rientra senz'altro nelle entrate dell'attività di interesse generale, solo che, come vedete sulla colonna ha una classificazione un po' diversa: erogazione liberale o contributo da privati. Contributi da enti pubblici sono contributi liberali però fatti da enti pubblici. Entrate da contratti con enti pubblici, queste sono entrate che derivano da convenzioni e senz'altro hanno una natura di attività di interesse generale con enti pubblici. Siccome qui forse, non so se poi nel bellunese, ma insomma alcune regioni gestiscono anche i graesti, i campi estivi, effettivamente qui ovviamente ha poco a che fare con la promozione del territorio, e come vedete sì, li abbiamo classificati tra le entrate diverse. La valorizzazione del patrimonio è un qualcosa di molto particolare, se poi volete, se avete qualche esempio ne parliamo. Ecco, la raccolta fondi, passiamo alla sezione C, raccolta fondi abituale, raccolta fondi occasionale. Anche qui spesso e volentieri effettivamente sono stati messi in questa sezione degli importi esigui, ipotizzando che fosse una raccolta fondi. La raccolta fondi deve essere strutturata. Quella abituale non penso che ci sia qualche proloco che effettivamente faccia raccolta fondi abituale. Voi tutti vedete adesso la pubblicità che sta facendo Teleton per la raccolta fondi, i famosi 10 euro. Ecco, quella è una tipica raccolta fondi abituale, ma sì, se poi qualche proloco lo fa, ma più può succedere invece che fate delle raccolte fondi occasionali. Le raccolte fondi occasionali però effettivamente devono essere un po' strutturate. Di solito la raccolta fondi occasionale è accompagnata anche da il rilascio, diciamo, di un bene o un servizio di modico valore, le arance, le azalee. Qui faccio una precisazione. Spesso e volentieri noi volontari, voi più che il sottoscritto volontari del Proloco, fate raccolta fondi in nome e per conto di altre associazioni, l'AIL o quant'altro, e fate la raccolta fondi anche utilizzando del materiale e anche delle ricevute dell'associazione, non della vostra come Proloco, ma dell'associazione che vi ha incaricato di fare questa promozione. E poi tutto il ricavato pari pari, perché poi ci sarà una rendicontazione, viene devoluto all'associazione stessa. Non so, il cuore di cioccolato mi viene in mente che era stato promozionato durante il periodo natalizio. Ecco, questo tipo di raccolta fondi non lo fate voi fate solo da braccia per la vendita o la, diciamo, raccolta fondi a fronte di l'erogazione di questo, sì, di questo bene di modico valore, che sia una zalea, un chilo d'arance o effettivamente un uovo di cioccolato. Di conseguenza non va inserito, perché va a gonfiarvi il rendiconto, non va inserito né tra le entrate né tra le uscite. L'unico problema ci potrebbe essere, siccome questo è un rendiconto di cassa, se le entrate sono
questa raccolta fondi è stata effettuata nel 2023 e poi la, il bonifico a questa associazione avviene nell'anno successivo. Qui poi magari se qualcuno ha questo problema, la soluzione tecnica è utilizzare la sezione ultima che non è dopo la sezione E, che è entrate e uscite da investimenti o disinvestimenti, utilizzare quel modello che non va, sì, quella sezione che non va a incidere su l'avanzo generale effettivamente, ma fa sì che poi ci sia un pareggio tra la differenza cassa e banche dell'anno precedente rispetto a quella dell'anno corrente, che deve essere uguale all'avanzo o il disavanzo. Sulla raccolta fondi occasionale, ripeto, oltre poi a inquadrarla in maniera corretta, perché se io metto, faccio l'esempio operativo e pratico, se metto la famosa scatola di cartone al di fuori della manifestazione, della sagra, e scrivo offerta libera, magari anche perché poi quell'offerta la destino a un'altra associazione o alla Caritas o quella non è una raccolta fondi strutturata, quella è la liberalità e donazioni che vedete prima e va in A4. La raccolta fondi strutturata è quella che ha una destinazione ben specifica e è, ripeto, strutturata col banchetto, con di solito l'apporto, sì, pardon, l'erogazione, chiamiamola così, di questo bene di modico valore. E anche su questo erogazione di modico valore bisogna anche fare attenzione, perché è scritto di modico valore, perché non deve essere una specie di vendita, cioè mi spiego, se il chilo di arance costa un euro, io non posso chiedere 1,50 euro perché sto vendendo arance, devo chiedere al minimo almeno 2,5, 3 volte, perché effettivamente c'è lo spirito cosiddetto dell'animus donandi, che chi fa questa donazione non viene lì per comprare un chilo di arance, ma per sostenere un'iniziativa di carattere benefico, e che poi questa raccolta fondi occasionale deve avere una sua destinazione specifica, che non deve essere a supporto a finanziamento o come autofinanziamento dell'associazione della Proloco, perché quella non è una raccolta fondi occasionale. Qualche Proloco può farla. Altra cosa, nel rendiconto della raccolta fondi occasionale, che è obbligatorio allegare se effettivamente utilizzate questa sezione, cioè la C2, e fate una raccolta fondi, vedo più, fanno in modo di pareggiarla. Non è così. Immagino che la raccolta fondi, se io raccolgo 100 e avrò costi per 50, effettivamente gli altri 50 non vanno nella sezione, tra le uscite della sezione C, come ho visto spesso e volentieri, e qualcuno corregge anche l'ultima riga donazione. La donazione, i 50 che io poi ho donato a qualcuno e che è il ricavato della raccolta fondi, va nella sezione A5 tra gli oneri diversi. Spesso e volentieri vedo che effettivamente chi poi magari fa veramente raccolta fondi fa anche questo errore di carattere, diciamo, sempre di appostazione delle voci. Passerei, c'è qualcos'altro perché non mi ricordo più, Paola, aspetta che guardo anch'io, siamo arrivati alla fine, sì, siamo arrivati alla fine. Allora, un piccolo accenno all'ultima sezione, perché la D la salto, perché la sezione D sostanzialmente ci sono le entrate e le uscite, sì, non c'è nella classificazione, Paola, no, stai pure là. E la sezione D è uscite e entrate da attività finanziarie, banalmente gli interessi passivi, gli oneri bancari o gli interessi attivi che voi percepite. Quello insomma è abbastanza semplice da individuare. L'ultima sezione magari che poi illustro velocemente
è la sezione E, che sono non tanto le entrate ma le uscite da supporto di supporto generale. Allora, qui uscite di supporto generale sono quelle uscite che non sono direttamente imputabili a una manifestazione, ma che effettivamente sono per di solito la gestione della sede. Cioè, se uno ha una sede che utilizza non per fare le manifestazioni, ma solo come ufficio, per fare le riunioni, per fare la gestione contabile, effettivamente lì magari paga un affitto o ha delle utenze telefoniche o anche di energia elettrica, effettivamente quelle andrebbero inserite, ecco sì, brava Paola, andrebbero inserite lì i costi. Poi qui so che molte pro loco mi chiedono, ma io ho la sede, questa attività la faccio dove effettivamente poi faccio anche le manifestazioni, dovrei dividere la spesa. Allora, se io dovessi fare il pignolo, sì, dovrei dire, ma in base alla superficie diviso la spesa, però se questa spesa è irrisoria e l'utilizzo promiscuo di queste attività, di questi locali non è così, metto nelle uscite di supporto generale, non metto nulla. Infatti vedo anche dai bilanci che sono stati già depositati che ci sono eh, poche associazioni che mettono uscite di supporto generale, che poi anche qua non è che sia molto, diciamo, come posso dire, importante questa suddivisione. Se uno ha una struttura, ripeto, separata completamente dal capannone o dalla struttura stesso struttura dove effettivamente svolge questa attività, diciamo, contabile, amministrativa e gestionale, magari se ha l'affitto andrà dentro nel godimento beni di terzi. Se ci sono servizi, ecco, sui servizi mi viene in mente che se ricevete la fattura di un collega per le prestazioni che lui fa nella gestione della o redazione del bilancio o nella gestione dei dichiarativi, effettivamente anche quei servizi potrebbero essere inseriti anche là, anche se poi i dichiarativi fiscali potrebbero essere anche considerati come servizi a supporto dell'attività, sì, pardon, nelle uscite di interesse generale, perché effettivamente sono collegate al fatto che facendo attività commerciale siete obbligati a sostanzialmente presentare anche qui la dichiarazione. Qui mi riallaccio sulle entrate di supporto generale. Diciamo che effettivamente entrate di distacco del personale sia raro che e altre entrate di supporto generale non ne vedo. Mi riallaccio però alle uscite, perché noi nel prospetto che avevamo visto prima non abbiamo fatto nessun riferimento alla classificazione delle uscite, perché la classificazione delle uscite diciamo che viene fatta per correlazione, cioè nel senso, nel momento in cui io ho correttamente allocato le varie voci tra le entrate, le uscite corrispondenti vanno nella sezione corrispondente. Se domani mattina la sagra, per fare la sagra faccio l'acquisto di materia prima, che sono bevande, carne e quant'altro, andrà senz'altro in A1 sotto materie prime. Se faccio la festa del laurea del socio, del figlio del socio, gli acquisti e ovviamente vanno classificati, come avevamo detto prima, in B3, cioè tra le attività diverse. Gli acquisti che ho effettuato per fare questo pranzo, questa cena, andranno tra le uscite da materie prime nella voce B1. Ecco, la correlazione è per quello che non abbiamo sostanzialmente fatto nessuna distinzione, cioè non abbiamo fatto le stesse linee guida che abbiamo fatto per le entrate anche per le uscite, perché le uscite vanno per diciamo correlazione. La cosa importante da ultimo che voglio dirvi è che nel momento in cui voi avete delle entrate da attività diverse, come per le uscite, sì, come per le entrate da raccolta fondi occasionale
come vi ho detto prima, c'è l'obbligo di allegare la rendicontazione della raccolta fondi occasionale. Se avete entrate invece diverse nella sezione B, è obbligatorio allegare una notazione che in qualche maniera poi, magari il facsimile, io l'ho già girato anche all'Umpli, se chi ha bisogno lo ha, è stato fatto in maniera abbastanza comprensibile, in cui andate a indicare che si tratta di attività, e dite che tipo di attività, ripeto, non è detto che non possiate fare la festa di laurea, perché questo è previsto sia dal vostro statuto sia dal codice del terzo settore, articolo 6, delle attività diverse, ma dovete indicare che effettivamente non superano il famoso 30% o in alternativa non superano il 66% delle entrate, delle uscite complessive. O terza ipotesi, che vi impegnate, come dicevo prima, nell'anno successivo a rientrare di quella differenza per la quale avete superato il tetto del 30 o del 66 nell'anno corrente. E questa va allegata, e questa è una delle cose che il RUNZ ha chiesto più volte, perché qualcuno, per i motivi che dicevo prima, magari ha inserito delle entrate tra le attività diverse nella sezione B senza allegare questa annotazione prevista dall'articolo 13 del codice del terzo settore. Effettivamente si è visto recapitare dal RUNZ una PEC in cui chiede che venga in qualche maniera allegata questa annotazione per far sì che ci sia l'autodichiarazione, diciamo, del non superamento di questi due parametri. Io mi fermo, se ci sono delle domande, non so se Paola come ci organizziamo. Sì, Sono qua ci a sono delle disposizione. domande in chat, ci sono delle domande in chat, non so se le guardiamo un attimo. Su qualcuna hai già risposto durante la presentazione. Le entrate derivanti da un Quindi bando, ad esempio, della Regione Veneto, con sviluppo di un progetto legato e promozione del territorio, Proloco Caldogno, cioè dove vanno classificate queste entrate, cioè la domanda vuol dire quella, se c'è la Proloco di Caldogno, non c'è. presumo si riferisse a questo, ma in caso vediamo se attiva il Sì, microfono successivamente. perché ovviamente se le entrate derivano da un bando, vanno classificate, se vai un po' più in su di quello che stai proiettando, Paola, e questo bando immagino che effettivamente, se puoi salire un po', Paola, il prospetto che stai. Sì, non si vede? L'ho tirato in su, ma forse un No, attimo che no, si aggiorna. sei ancora sulle entrate. Ah, e allora un attimo perché io sono andata in su ma non mi ha seguito. Vabbè, Allora proviamo a far così allora, e riattivare la condivisione. Ho un po' di problemi con la linea questa sera, con il parte del tempo. ricavato. Ecco, sì, qua. Effettivamente qui, se questo bando, poi bisogna capire se è un bando a rendicontazione, se è un bando che, però, mi verrebbe da dire che va sulla A8, contributi da enti pubblici, però poi dovrei capire un po' di più. Allora, parte del ricavato da un evento musicale dato in beneficenza, dove va inserito A5, Proloco di Sospirolo. Le entrate, Da sì. vendita di materiale turistico, biglietti autobus come ufficio yacht. Bella domanda questa. Allora, secondo me
potrebbe essere classificata in A7 entrate da prestazioni di servizi perché ha natura coso. Però effettivamente parliamo di materiale turistico e senz'altro va in A7. Biglietti autobus, sì, siamo un po' borderline perché il biglietto dell'autobus ha poco a che fare con la promozione del territorio, però potrei forzandola a dire sono là, l'ufficio IAT ha questa formazione, effettivamente come prestazione accessoria potrei indicarlo, anche se tecnicamente il materiale turistico in A7 e i biglietti dell'autobus andrebbero in B3. L'uscita dell'IVA, Uscita dell'IVA liquidata. dove la colloco, cioè il 50% dell'IVA che effettivamente pago, immagino che sia questo a 5, se è questa, se ho capito bene. Poi in un Il paio ha già costo del risposto il costo del commercialista sì, commercialista. andrebbe in E2. Per quanto riguarda la raccolta dei fondi occasionali, cosa significa essere ripetitiva negli anni, altrimenti si configura come no, 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 non c'entra il fatto che io faccia una raccolta fondi occasionale ogni anno, ma che non è continuativa. Se ne faccio una all'anno e effettivamente quella non è continuativa, è sempre raccolta fondi occasionale. Continuativa, come avete l'esempio che vedete adesso, la pubblicità che fa Teleton, che effettivamente dice offriteci 10 euro al mese per il sostegno della... Non deve essere ripetuta nello stesso evento con la stessa modalità, no, non è detto. Diventa sempre raccolta fondi occasionale. Il problema è anche per chi... il problema è anche per chi... Ah sì, quello sì, qui la Proloco di Canale d'Agoro ha affrontato un tema che io ho volutamente sorpassato, si suglassa, nel senso che capisco, ASO 360 è un bel programma secondo me, però ha un piano di conti fatto non benissimo. Io avevo cercato di, con chi l'ha proposto, di cambiarlo, però cambiarlo comportava dover resettare tutto e diventa un problema. Nel momento in cui voi vedete quando lanciate la riclassificazione che sostanzialmente è stata perché avete adoperato una voce che vi sembrava giusta ma che andava su una sezione sbagliata, tipo invece di andare in E7, in A7 andava in B3, effettivamente dovete creare all'interno, e questo è possibile, del piano di conti di ASO 360 una voce che ha quella destinazione con quelle caratteristiche dove costruite il piano di conti. Il piano di conti è standard, ma non è immodificabile, sostanzialmente può essere sempre variato. Sì, ferroviante. I resi su acquisti in note di credito vanno registrati come entrate in A10. No, purtroppo qui è un altro problema che probabilmente ha sempre ASO 360. Vanno tolti dalle materie prime o dai servizi, cioè se voi avete una nota di accredito perché fate un reso di coso, quella non è un'entrata, è una diminuzione delle uscite e non va in A10, va in diminuzione del costo delle materie prime, se è materia prima, purtroppo. E anche qua è un problema che ASO 360 non gestisce le note da credito, cioè non permette, la nota da credito non permette o col segno negativo, così mi è stato detto, e sostanzialmente genera un'entrata e non una diminuzione di uscita. Tutti i facsimili di queste annotazioni. Potrebbe essere disponibile per tutti un facsimile di queste annotazioni? Letizia Guerra, non capisco. Qui intervengo io, Angelo. Allora, si riferisce all'annotazione, presumo, del quadro B, se uno compila il quadro B. Allora, Ah, noi tutte le proloco che vengono, che appunto compilano questo quadro B e viene segnalato dal RUNZ la mancanza dell'annotazione, lo mandiamo il modello, ma specifichiamo anche di verificare che effettivamente quelle voci rientrassero effettivamente nel quadro B. Abbiamo visto che tante proloco effettivamente poi hanno riclassificato un attimo il bilancio. Comunque, dovesse esserci l'esigenza, noi lo forniamo poi a chi lo richiede.
Allora, la gestione contabile di un'attività di spettacolo teatrale direttamente svolto da soli soci del Proloco rientra tra le entrate istituzionali. Beh, che sia svolto solo dai soci non cambia nulla, ma se voi per questo attività di spettacolo domandate un biglietto d'ingresso, senz'altro, a mio modesto parere, arriva, è classificabile come attività di eh, più che istituzionali. Vedete, qui utilizzate un termine che dobbiamo dimenticare. Non esistono più attività istituzionali e attività non istituzionali. Esistono entrate da attività di interesse generale, ovviamente parlo per chi è iscritto a RUNZ, e attività diverse. Le cosiddette entrate istituzionali dobbiamo abituarci a non usare più questo termine. Di conseguenza la risposta è sì, rientrano tra le attività di interesse generale. Non funziona il microfono. Beh, questa mi sentite comunque? No, era riferito a prima, era la Proloco di Caldogno. Ah, So- che non Sì, sì, funzionava il no. microfono per dare la risposta, ho capito. Risposta, sì, ma poi Scusa. ha risposto che è un bando regionale che va rendicontato, quindi sì. Sì. Chiedo scusa, posso fare una domanda rimanendo su questo tema? Delle Prego. attività per Sì. i soci? Sì. Allora, io ho visto che sono stati indicati in A3 e in B3 le attività di gestione dei centri estivi o delle attività di altra natura comunque fatte. Allora, per scrupolo, io sono convinto di aver fatto giusto, ma le attività svolte per i soci o per i figli dei soci, unicamente per loro, cioè un centro estivo per i figli dei soci, solo soci, e attività di ginnastica solo per soci. Io le ho messe fra le attività di interesse generale e Cioè poi le ho attività messe mutuali. mutuali, non due, non tre, Allora, perché c'è un sarebbero corrispettivo. caratteristiche delle entrate degli associati per attività mutuali, però attenzione, Eh, le attività mutuali sono nei confronti dei soci, ma devono essere sempre e comunque rientranti nell'articolo, una di quelle 24 voci dell'articolo 5. Di conseguenza, vedo difficile che, ripeto, ora, l'attività mutuale nei confronti dei soci è il corso di formazione per le guide turistiche. Nei confronti dei soci questa non ha rilevanza fiscale, ma potrebbe rientrare nelle attività mutuali, che poi mm. dal 1 gennaio 2025 ci sarà un altro problema, ma non stiamo qui perché non abbiamo Sì, tempo per possiamo affrontarlo. sì, sì. Sì, esatto. Però a mio modesto parere, se un domani mattina queste attività che fate nei confronti degli soci non rientrano in quelle voci dell'articolo 5, o meglio dello statuto che prevede tutta una serie di attività, non sono attività mutuali, sono attività diverse. Perché, Allora, eh, beh, allora, io il GREST fatto nei confronti dei soci, io non dei riesco a figli. inquadrarlo in una delle lettere del Allora, vostro. la nostra associazione gestisce un centro di educazione ambientale. Il centro estivo è impostato sull'educazione ambientale Sì, e qui ho capito. Sì. partecipano solo figli dei soci. Io le ho messe in A3 e come attività decommercializzate. Quindi No, danno allora vanno sempre in A2, però comunque in due. quello che tu mi stai dicendo, se vado a prendere, scusa che vado a prendere l'elenco delle, ce l'avevo qua, E scusate un così anche le attimo. attività, ad esempio la ginnastica per i soci. A In ginnastica questi assolutamente no, B3. Mentre quello che anche stai se sono solo dicendo soci. tu, non Sono solo c'entra, soci. vabbè, ma non rientra nelle attività caratteristiche Non è un'attività sportiva. ma non è sportiva di rieducazione del coso, assolutamente, secondo me no. Eccolo qua. Allora,
organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. Secondo voi il corso di ginnastica è un'attività sportiva dilettantistica? A mio modesto parere no. Quindi è Quello che mi dici tu invece è interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del paesaggio ai sensi dell'articolo 20 della legge. Ci può stare, ma è molto molto anche quella tirata. Io se fossi un domani mattina, allora faccio un piccolo, perché io sto facendo questo discorso qua e sto cercando anche di educare, perché oggi il RUNZ non ha né la struttura, né la professionalità, né le capacità da un punto di vista organizzativo di fare queste verifiche e si fida, guarda solo l'aspetto formale, c'è la dichiarazione. Ma un domani mattina, io ve lo do per certo perché alcune province, alcune regioni si stanno già dotando, faranno delle, non in maniera ovviamente a tappeto, ma faranno delle verifiche. Cosa vuol dire? Ma mi spieghi cosa hai messo nella voce A7, A3, A2, mi mandi la documentazione a supporto e lì ne vedremo delle belle perché effettivamente il problema è questo. Ora, a mio modesto parere, sì, non dobbiamo tirare la corda. Già sulle sagre vi sono dico che d'accordo. Il mio pensiero è c'è qualcuno che sulle sagre ancora mette in dubbio perché ha la cultura della somministrazione di alimenti e bevande, dice ma cosa c'entra con la promozione del territorio vendere polenta e salsicce? E se diamo spazio, perché c'è qualche regione, non voglio fare il nome, che con questo concetto che stai dicendo tu, all'elastico lo tirava all'infinito. Ci va dentro tutto nella sezione A. Io non sono d'accordo, poi valutate Quindi voi. io partivo dal principio che tutte le attività rivolte ai soci fossero attività di interesse generale. No. Le attività di interesse generale, lo dice la norma, sono quelle previste nell'articolo 5. Tra parentesi, Sì, nello statuto tipo delle Proloco non ci sono tutte e 24 le materie, ne abbiamo inserite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Delle 24 ne abbiamo sì. inserite 9. Quindi il corso di ginnastica va in B assolutamente, il centro estivo può andare in 2? Sì, per quello che mi hai detto che effettivamente questo non è un GREST fine a se stesso, ma ha una finalità di Sì, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e oltretutto quant'altro. perché noi gestiamo anche un centro con la Convenzione del Comune, un centro di educazione ambientale. Sì, ci può Quindi stare. va bene, va bene. D'accordo. Quindi, però queste attività decommercializzate vuol dire che io non impongo IVA, ho un corrispettivo senza IVA. Certo, Sono sono, comunque in A e in B decommercializzate perché sono infatti, rivolte solo ai soci. esatto, infatti vedi che effettivamente anche qua vuol dire che in B ci può andare anche qualcosa che non ha prevalenza commerciale. Questo è un Bene, classico esempio, ma ce ne sono altri, ma non grazie, sto qui. grazie, grazie. Prego. Quest'anno abbiamo gestito l'entrata di un'abbazia offerta libera a una cassettina, un solo giorno, è offerta generico raccolta, no, non è, sì, proloco di, non so, non vedo il termine, Elisabetta La effettivamente, Vidorese. sì, questa è senz'altro una erogazione liberale, non è una raccolta fondi. È l'esempio che facevo prima, la famosa cassettina al di fuori della sagra, qui al di fuori dell'abbazia. Angelo, Mentre, scusa se posso intervenire? sì, Ciao intanto. ciao, Niente, volevo dirti, io ho fatto il bilancio con Asso 360. Il sì, 2022 ho fatto appunto con Asso e ho inserito tra le uscite le spese, praticamente le fatture che noi abbiamo pagato per il commercialista, o meglio, il consulente del lavoro che fa le buste paga e quant'altro. Mi sono accorta poi successivamente, molto successivamente, che Asso me le ha messe sulla sezione B, però. Io le avevo classificate come servizi, però lui me le ha mandate sulla sezione B.
Io poi le ho riclassificate, le ho messe nella sezione A sempre alla voce servizi. È corretto, Angelo? Sì, diciamo che in questo caso, siccome i dipendenti non sono, penso, dipendenti che fanno le manifestazioni, ma dipendenti che fanno ufficio di segreteria, giusto? Esatto, sì. Di Sì, conseguenza, sì. a mio modesto parere, questo è un caso che andrebbe non sulla A2, ma su E2, cioè su attività di supporto generale. Ok. Ma è sbagliato se io lo inserisco in A2. No, no, diciamo che la distinzione è molto sottile. In A2 andrebbero quelle per correlazione che sono correlate con le entrate della sezione A. In questo caso vuol dire che quei dipendenti operano più che altro per fare le manifestazioni più che per Mhm. il supporto generale. Nessuno potrebbe smentirmi di questo, non so se sono stato chiaro, cioè siccome tu fai l'elaborazione delle paghe, le paghe le fai per dei dipendenti dell'associazione che fanno che cosa? Fanno, Ok. diciamo, operano per generare attività della sezione A o operano per la parte amministrativa? Mi Mm. spiego, se un domani mattina qui c'è un comitato provinciale che ha un dipendente che fa assistenza alle proloco e l'assistenza alle proloco è determinata dal pagamento della tessera, quelle paghe, come anche il costo del dipendente, andrà nella sezione A, Appunto, sì. A2 e A4. Se Perfetto. invece quel dipendente fa solo la contabilità dell'associazione che sia, probabilmente andrà in E2. Sì, sì, no, è il primo caso, allora quello che hai detto te, il mio è il primo caso, insomma, diciamo. Perfetto, allora va bene in A2. Perfetto, grazie Angelo. Le entrate del bar durante la proiezione di un film. Ma allora, già la proiezione di un film cosa vuol dire? Che fate cinema o è un film in occasione di una manifestazione che promuove il territorio? Il film cos'è? La promozione del territorio o è un film fine a se stesso? Perché mi verrebbe da dire che sia le entrate del film sia le entrate del bar vanno in B3, però se poi qui Maria Vittoria è presente, non so se ho interpretato giusto. Posso fare una domanda? Sì, Vedo che il noleggio di attrezzature, impianti a terzi o associazione è stato messo B3, però in passato mi sembrava che se questo noleggio è a favore di associazioni che fanno manifestazioni di interesse generale, venivano messe in A7. Sbaglio o sbaglia, mai stata questa interpretazione. mai Da parte, stata? da parte del sottoscritto e da parte dell'Umbria Nazionale, mai stata. Fin dalle prime, se lei guarda le prime slide che sono state i primi webinar che avevamo fatto per in qualche maniera illustrare tra gli esempi delle attività diverse, c'è proprio il noleggio, una delle cose principali è il noleggio di attrezzature in generale. Bene, grazie. Allora, una perdita su crediti, fattura emessa e non pagata, dove va allocata? Allora, Valeggio, se stiamo parlando di rendiconto di cassa, io qui non l'ho detto, ma do per scontato che il termine rendiconto per cassa, di cassa, vige la cassa, cioè se incasso pago, se non incasso non pago, né le uscite né le entrate vanno classificate nel rendiconto. Di conseguenza, una perdita su crediti, se io non so se questa Proloco fa il bilancio ordinario, ha una sua collocazione. Se fa sostanzialmente il rendiconto di cassa, vuol dire che non esiste la perdita su crediti, perché vuol dire che ha emesso una fattura e non l'ha incassata. Quando emette la fattura non va inserita nel rendiconto di cassa, va inserita quando la incasso, se no si chiama proprio rendiconto di cassa.
Di conseguenza la perdita è una perdita che sfuma di per sé, perché quell'entrata là non ci sarà mai, non c'è mai stata. Non so se sono stato chiaro o se c'è chi... allora, spero che controllino anche le associazioni che sono rimaste. Questa, vabbè, le associazioni che rimangono fuori perderanno quando ci sarà la riforma al completo, cioè con l'autorizzazione della Commissione europea. Io le chiamo le associazioni cosiddette opache. Poi che tipo di controlli e se le controlleranno in maniera più significativa, questo non sono in grado di dirglielo purtroppo. Devo avere un microfono per rispondere. Si è interpretato bene, non ho il microfono per rispondere. Il cinema è tipo cineforum. Sì, Maria Vittoria, confermo a questo punto che sia il cineforum sia anche le entrate del bar che sono collegate a questo cineforum, a mio modesto parere, vanno tutti in B3 tra attività diverse. E Angelo, ultime due No, domande no, che ma forse non scusa, vedi. Ah, no, è rendiconto per competenza in effetti. Scusate, non esiste, ogni volta che faccio un webinar c'è questa storia del rendiconto per competenza. Il rendiconto di cassa non è un rendiconto per competenza, lo prevede la norma, è scritto chiaramente di cassa, non di competenza. Se chi fa un mix non torna perché se un domani mattina Paola puoi riproiettare lo schema, visto che ce l'avevi per cortesia, che così io non l'ho detto, ma così facciamo un'altra precisazione su questo. Se vai in fondo, scusami, ma avanti ancora, avanti ancora. Vedete che qui c'è controllo quadratura, vai un po' su per cortesia, prima dei cosi, un po' su ancora, un po' su, là, ferma là. Voi vedete che ci sono due colonne. La colonna F ipotizziamo sia il 2023, la colonna G il 2022. L'F, vedete che c'è a un certo punto avanzo o disavanzo complessivo. Quell'avanzo o disavanzo complessivo, ipotizziamo che sia un avanzo, proprio quello, del 2023, cioè colonna F, ipotizziamo che sia 100, ok? Ci deve essere una quadratura, e questo dimostra che è un rendiconto di cassa, tra che cosa? Tra la differenza e sotto cassa e banca del 2022 colonna G e cassa e banca del 2023 colonna F. Se colonna G il totale di cassa e banca è 200, nella colonna F il totale di cassa e banca deve essere 300, perché vuol dire che si è incrementata la cassa di 100 e corrisponde con l'avanzo che ipotizzavo prima nella colonna F di 100. Non so se sono stato chiaro. Questo è un controllo che dovete fare e questo dimostra che non è un bilancio, mi correggo, un bilancio ordinario, allora sì, allora cambia tutto. Qui sì, non ho neanche gli schemi, se è un bilancio ordinario, la domanda era, mi sembra che riguardava le perdite su crediti, giusto? Mi sbaglio, non mi ricordo più adesso. Ah sì, ecco, una perdita su crediti, tu non è messa e pagata, dove va allocata? La contabilità ordinaria, effettivamente c'è una voce perdite su crediti che nel rendiconto, che non è il modello D, ma voi avrete un modello B, che è il rendiconto di gestione, andrà senz'altro sugli oneri diversi di gestione, che in questo caso non è a 5 ma è a 7. Penso di aver risposto.
Le gite sociali riservate esclusivamente ai soci tesserati possono essere considerate attività mutuali? Sì. Sarebbe da definire meglio cosa si intende per promozione del territorio. Se organizziamo una festa di carnevale, dov'è la promozione del territorio? Allora, la festa del carnevale, insomma, voi sapete che a livello nazionale abbiamo fatto, l'UMPLI fa anche veramente la dimostrazione di tutte dei carnevali, cioè il carnevale, a mio modesto parere, è un'attività tipica locale. Adesso che poi sia storica o di tradizione, anche qui nella nostra provincia ce ne sono tante, cioè la mostra dei carri cioè, è tipica e senz'altro promuove il territorio nel semplice fatto che viene la gente a vedere la manifestazione, di conseguenza implicitamente c'è la promozione del territorio in questa, secondo il mio modesto parere. Allora, se è il primo anno che si presenta questo tipo di rendiconto, è necessario inserire anche le cifre. Allora, Proloco di Este, bisogna vedere quando la Proloco è stata iscritta al RUNZ. Immagino che sia stata iscritta nel 2023, perché se no, se fosse stata iscritta prima avrebbe avuto l'obbligo anche prima. Se è stata iscritta nel 2023 c'è un distinguo. Se l'iscrizione è avvenuta nell'ultimo trimestre del 2023, cioè vuol dire dal 1° di ottobre al 31/12/2023, non deve inserire il 2022. Se invece l'iscrizione è avvenuta prima, cioè entro il 30 settembre del 2023, deve obbligatoriamente riclassificare il bilancio o il rendiconto che avrà fatto in una forma, diciamo, tradizionale anche del 2022. Qui c'è una nota del Ministero del Lavoro che spiega proprio questa fattispecie. Scusa Paola, mi dicevi che c'erano 2 domande che io non ho forse... No, era la Proloco di Pisani, quindi a posto. Mi sembra che abbiamo risposto un po' a tutte le domande che sono giunte dalla chat. Poi naturalmente di dubbi, parlandone così vedo e sappiamo bene che le Proloco arrivano e insomma hanno tanti dubbi o questioni che emergono anche grazie alle altre domande. Quindi mi sembra che abbiamo lasciato un po' di tempo, spazio a queste cose, ma dalle risposte si può ricavare anche un po' di informazioni anche per il proprio vissuto. Giusto, E, giusto. Poi, se non ci sono altre domande particolari, sapete che allora, adesso questo nuovo schema vi aiuterà tantissimo nel capire dove inserire le varie voci. Doveste naturalmente avere dubbi o cose particolari che non sapete dove inserire o volete eventualmente una conferma o mandateci una mail e insomma noi ci confrontiamo sempre con il buon Angelo e, e vediamo di darvi una risposta per quanto possibile pertinente. Ecco. Se non c'è altro, Angelo, intanto grazie ancora, grazie a Saluto tutti tutti, buona serata. Grazie, grazie e Umpli, alla grazie prossima, al prossimo Angelo. incontro. Ciao. Arrivederci, Grazie a grazie. tutti. Ciao a tutti, Grazie, ciao. grazie, arrivederci. Ciao.